numerosi. Porto i ringraziamenti anche dell'amministrazione comunale e naturalmente i ringraziamenti ai nostri ospiti, che sono la storica Renata Segre, in dialogo con il professor Corrado Pin. Davvero grazie a entrambi per essere qui. Una brevissima presentazione. Corrado Pin è tra i più autorevoli studiosi italiani della figura di Paolo Sarpi, autore di saggi sulla storia politica, religiosa e giuridica dell'età moderna. Renata Segre, che è la nostra ospite principale, senza nulla togliere chiaramente al professore Pin, è storica dell'ebraismo tra 200 e 700, ha studiato in particolare il Piemonte sabaudo, la Lombardia ducale, lo Stato pontificio e in Europa Francia e Svizzera medievale. Questa sera ci presenterà il suo libro Preludio al ghetto di Venezia, gli ebrei sotto i dogi, 1250-1516, un libro molto importante, una ricerca che si è sviluppata nel corso di decenni, che ha portato la professoressa a sondare in lungo e in largo gli archivi veneziani e che ha ricevuto l'importante premio Federico Chabot. E vi leggo le motivazioni del premio. Il suo preludio al ghetto di Venezia, gli ebrei sotto i dogi, frutto di una ricerca ventennale in archivi e biblioteche, offre la prima storia degli insediamenti ebraici, in parte di provenienza ashkenazita, nella Repubblica Veneta e a Venezia, dalla metà del 200 all'istituzione del ghetto, 1516. Da questo lavoro capillare emerge una serie fittissima di rapporti che dal Veneto si estendevano all'Europa continentale e al Mediterraneo. La narrazione, lucidissima e stringente, è accompagnata in controcanto da una serie fittissima di note a piedi pagina, una soluzione espositiva resa inevitabile dalla ricchezza straordinaria dello scavo archivistico condotto in maniera sistematica dall'autrice. Da ognuna di queste note emergono nomi, figure, eventi poco noti o addirittura sconosciuti, che offriranno la possibilità di ricerche comparate finora impensabili. Una ricerca di livello eccezionale presentata con esemplare lucidità. Quindi una motivazione davvero molto molto significativa e che credo renda merito a un lavoro grandissimo fatto dalla professoressa. Tra l'altro un elemento di grande generosità che possiamo dire è che il libro è stato stampato ed è questo ed è possibile leggerlo online perché è stato pubblicato in versione free, in versione libera in internet, quindi lo potete vedere, sfogliare e poter apprezzare in tutta la sua complessità. Bene, allora lascio la parola ai nostri relatori e li ringrazio davvero. Il professor Pin farà un'introduzione per inquadrare il fenomeno storico, a cui seguirà poi la relazione della professoressa Segre. Grazie. Allora tocca a me. Io leggo perché penso di adoperare un quarto d'ora, ma se dovessi parlare sarebbero 3/4, meglio allora leggere. Dopo la presentazione del direttore Pagliantini e soprattutto dopo la lettura della motivazione per il prestigioso premio Federico Chabot, dove in particolare si elogia del ponderoso volume di oltre 600 fitte pagine, la, cito, narrazione lucidissima e stringente, accompagnata in controcanto da una serie finissima di note a piedi pagina, chi oggi ha il compito di introdurre e di porre qualche domanda alla professoressa Renata Segre, che pur conosce da anni, non può non provare una sensazione di soggezione. E forse a qualcuno del pubblico qui presente e più generalmente a un volenteroso lettore potrebbe apparire quasi intimidatorio quel rimando alla serie fittissima di note a piedi pagina che i redattori di libri culturali ormai sistematicamente relegano a fondo libro per non intimorire il lettore. Note, recita ancora il testo della motivazione, da cui emergono nomi, figure, eventi poco noti o addirittura sconosciuti, che offriranno la possibilità di ricerche comparate finora impensabili. Dunque, un libro destinato al mondo accademico, non a caso esce per le edizioni Ca' Foscari, e per giunta modello da proporre agli storici di mestiere per ulteriori ricerche. Detto questo, va però subito aggiunto che nonostante quelle premesse, già dalle prime pagine la narrazione si fa avvincente e intrigante,
almeno per quei lettori che abbiano un po' di curiosità del passato, e questo grazie alla varietà di nomi, figure, ma soprattutto, è sempre la motivazione a dirlo, di eventi poco noti o addirittura sconosciuti. Pagine nuove di storia, prima ignorate, e c'è da chiederci se volutamente ignorate, e ora rese fruibili da quella ventennale frequentazione sopra ricordata di archivi e biblioteche, finalizzata a portare alla luce antiche fonti originali finalmente interrogate e fatte parlare grazie anche a un'accuratissima contestualizzazione storica. Va ribadito, ci troviamo dinanzi a una storia nuova, nuova per il mondo ebraico, ma nuova anche per la stessa storia di Venezia e della sua terraferma, e questo pur dopo tante pubblicazioni sugli ebrei nella Repubblica Veneta, compresa l'uscita nell'ultimo decennio del secolo scorso della monumentale Storia di Venezia, edita dall'Enciclopedia Italiana Treccani. Pregio non secondario del volume di Renata Segre è, come sottolinea ancora la motivazione, la narrazione lucidissima e stringente, che cattura quindi l'attenzione anche dei non addetti ai lavori. Chi della storia nel mondo ebraico conosce generalmente quasi solo le immani tragiche vicende del secolo scorso e forse, in qualità di turista, ha attraversato a Venezia il ghetto ed eventualmente visitato alcune delle scuole e sinagoghe, testimonianze visibili di una vivace storia della presenza ebraica in Venezia che si snoda lungo gli ultimi 5 secoli del secondo millennio, di cui quasi 3 al tempo della Serenissima. Una storia, questa sì, frequentata e approfondita dagli storici sotto molteplici aspetti, religiosi, culturali, economici, architettonici, fatta conoscere anche da competenti divulgatori. Una storia, anzi finora, quella del ghetto, la storia degli ebrei a Venezia, di cui si fissa in calendario una precisa e fin solenne data di nascita, con l'anno 1516, quando, come risaputo, il Senato veneziano il 29 marzo deliberava di relegare in un ristretto spazio fisico urbano gli ebrei riversatisi dalla terraferma in Venezia dopo gli sconvolgimenti della guerra della Lega di Cambrai del 1508, con l'espresso scopo, questa relegazione, di separare e isolare la componente ebraica sentita come perturbante dell'ordine costituito politico e religioso. Data, quella del 1516, fin solenne, dicevo, tanto da avere meritato di venir rievocata, verrebbe quasi da dire stranamente celebrata, con una grandiosa mostra in Palazzo Ducale nel 2016 in occasione dell'anniversario dei 500 anni e ora rivisitabile nel lussuoso omonimo volume Venezia, gli ebrei e l'Europa 1516-2016. Questa finora la storia degli ebrei a Venezia, ricostruita con il fondamento di svariate fonti storiche, a partire dalle testimonianze visive di sinagoghe e scuole delle varie provenienze di comunità ebraica, italiane, tedesche, iberiche, levantine, riunite e rinchiuse in un angolo di singolare sviluppo urbanistico nella sontuosa Venezia dell'età moderna, un recinto urbano, appunto il ghetto, reso presto famoso da personaggi celebri ben oltre i confini locali, per tutti Leone da Modena, grazie anche a un rinomato centro editoriale ebraico tale da attirare l'attenzione e l'ammirazione del mondo europeo ebraico e non solo. Dei 2 secoli e mezzo, oggetto del presente volume, gli ebrei sotto i dogi 1250-1516, come recita la seconda parte del titolo, ben poco può in qualche modo all'apparenza stare a pari con la storia appena rievocata, quella che inizia con il ghetto del 1516. E sembra confermarlo proprio la prima parte del titolo del nostro volume, Preludio al ghetto di Venezia. Un antefatto, non di più,
che introduce alla grande e vera storia che ha la sua nascita con quel 1516. In realtà, il titolo Preludio al ghetto di Venezia e gli ebrei sotto i dogi 1250-1516 può sollevare qualche perplessità in chi ha appena preso atto delle motivazioni del premio Chabot, in cui si elogia di quel periodo antecedente il ghetto la miniera di eventi, nomi, figure poco noti o addirittura sconosciuti, testimoniati da una vasta e inedita documentazione affidata alle sopra menzionate fittissime note. Peraltro, già di fronte alla mole di questo volume, viene spontaneo chiedersi come quei 2 secoli e mezzo di presenza ebraica nel mondo veneziano e veneto possano ridursi a semplice antefatto, un preludio, al ghetto del 1516. Un interrogativo solo retorico. A libro chiuso, il lettore non solo deve riconoscere che la storia degli ebrei a Venezia e nel Veneto dei 2 secoli e mezzo tra basso medioevo e primo rinascimento è tutto tranne che una storia in funzione dello sbocco storico al ghetto. Ben di più, quella che ci offre il ponderoso volume di Renata Segre è una storia degli ebrei singolarissima, con una spiccata originale identità, costellata di situazioni nuove, di esperienze irripetibili, di straordinarie occasioni sia pur mancate. Una storia non più ripetuta nel mondo ebraico, di cui veniamo ora per la prima volta a conoscenza. Sarà l'autrice a dirci del vivace mondo ebraico disseminato nella terraferma veneta, una presenza, nella terra veneta, che scompare con rare eccezioni già nel primo Cinquecento, dopo la Lega di Cambrai e la disfatta di Agnadello. E a dirci di celebri ebrei medici e scienziati in armonia col mondo veneziano, breve momento ricordato come una età dell'oro, e a illustrarci la storia veramente unica del mondo ebraico a Mestre o di quella ancora in gran parte da scrivere del Friuli e naturalmente, perché no, anche di Bassano e dintorni. Non senza ritornare con nuova documentazione su aspetti più consueti del mondo ebraico, a partire dall'attività dei banchi feneratizi sotto forma di prestiti / crediti e compravendita di pegni, con l'annoso conseguente problema dell'usura, o di altri mestieri esercitati dai giudei, primo fra tutti l'arte della strazzeria, per non parlare degli ingenti prestiti a cui erano forzatamente costretti dal governo veneziano comunità e ricchi ebrei in occasione di guerre e carestie, e non dimenticando, guardando al versante religioso, le predicazioni animate da viscerale odio antigiudaico, soprattutto a opera di fanatici francescani osservanti, da cui non andavano esenti le intense campagne di predicazione antiebraica nel Veneto di Bernardino da Siena Santo e del beato Bernardino da Feltre, il cui nome sappiamo strettamente legato alla nascita in funzione antiebraica dei Monti di Pietà. Un clima in cui poteva facilmente allineare l'archetipo antigiudaico dell'omicidio rituale testimoniato in ambito veneto dai 2 presunti martiri cattolici di Trento e di Marostica, il santo Simonino di Trento e il beato Lorenzino Sossio di Marostica, oltre al meno conosciuto caso di Porto Buffolè. Temi naturalmente di grande interesse, ora attentamente rivisitati da Renata Segre. In quanto interessato alla storia di Venezia, qui mi limito a osservare come non solo il libro ci offra un'inedita storia degli ebrei, finora quasi del tutto ignorata, ma che la stessa storia di Venezia si arricchisce nella sua immagine di città cosmopolita, in cui sono presenti svariate minoranze non veneziane, si pensi ai greci, agli armeni o ai dalmati, e in cui finora mancava quasi del tutto la minoranza ebraica, una storia secondaria, ma vivace, di quella comunità di giudei, dei suoi rapporti ora ostili, ora
di collaborazione con la popolazione veneta urbana e rurale e ancor più col veneziano ceto patrizio dominante, un patriziato che Segre ci presenta demitizzato dalle delibere spesso oscure, contraddittorie, volutamente ambigue. Un vuoto ora colmato nella grandiosa storia veneziana che vede la Civitas Veneziarum, quella del comune, e poi la Serenissima Repubblica Veneta a partire dal 200, da quel 1250, data tonda di un generico inizio di presenza ebraica, fino ai primi anni del Cinquecento, tra alti e bassi, tra conquiste e sconfitte, tra incremento demografico e falcidianti pesti, tra della straordinaria protagonista di una irresistibile crescita politica ed economica, una Venezia centro nevralgico dell'Europa e di quanto gravitava sul Mediterraneo di quella economia mondo di cui ci ha parlato Fernand Braudel. E non è piccolo merito di Renata Segre aver colmato quel vuoto storico. Prima di cedere finalmente la parola all'autrice, mi preme fare una breve digressione tornando ancora un momento sul dato messo in rilievo nella motivazione, su quei 20 anni di ricerca di Renata Segre in archivi e biblioteche veneziane e non solo. A confermare l'attendibilità dell'affermazione di quei 20 anni in archivio, i testimoni sarebbero innumerevoli. Anche il qui presente, sia pur meno solerte a frequentare quell'archivio dei frari, dove, appunto nei passati decenni, ogni volta che entravi nella sala di lettura dell'Archivio di Stato di Venezia, un tempo maestoso rinascimentale refettorio estivo dell'Archivio di Santa Maria Gloriosa dei Frari, trovavi immancabilmente la professoressa Segre alle prese con codici, registri, pergamene e antichi scartafacci, serbati in uno degli archivi più ricchi al mondo sull'epoca medievale e moderna, qui sistemato dopo la caduta della Repubblica di Venezia in scaffalature che assommano, ci dicono, a più di 70 chilometri. A ricordare quella dedizione non usuale, addirittura come una fatica d'altri tempi, ritorna una puntuale pagina che si legge nel sito del portale dell'ebraismo italiano sotto la data 18 giugno 2022, dove, oltre a sottolineare la novità dell'indagine storica del nostro volume, ci fa imbattere in una nota simpatica e allo stesso tempo commossa, ripresa da una dichiarazione di Renata Segre. Eccola. Mio marito mi diceva che sarebbe stato impossibile scrivere una storia degli ebrei veneziani prima del ghetto, perché sarebbero serviti 20 anni di lavoro. È morto 22 anni fa e io ce ne ho messi 18. Una sfida vinta da Renata Segre, pur consapevole della enorme difficoltà a cui sarebbe andata incontro, visto che a prospettarla con piena cognizione di causa era proprio suo marito, Marino Berengo, un tempo archivista dei frari, poi storico tra i più importanti in Italia del dopoguerra. Dei risultati di questa sfida ci parlerà Renata Segre, a cui seguiranno eventuali domande del pubblico e di chi vi parla, il quale ultimo, per concludere, si affida alle prime righe con cui si apre il volume che avete di fronte. Così Renata Segre. Viene talvolta da chiedersi, scrive, se il mito di Venezia non abbia contagiato e plasmato interi capitoli della sua storia. Senza dubbio, la realtà ebraica nella prima metà del secondo millennio è uno di quei versanti, tra i maggiori, forse, in cui si è manifestata la resistenza a rapportarsi dialogare con gli strumenti documentari, al fine di rompere un tabù alimentato dalla tradizione e dall'immaginario collettivo. Per secoli, continua la Segre, si è dato per acquisito, e la storiografia ha stancamente ripetuto,
che fino oltre il 400 e l'istituzione del ghetto 1516, la presenza ebraica a Venezia sia stata soltanto rapsodica, senza che mai vi si impiantasse un solido nucleo strutturato, e ciò in fervido ossequio alla tradizione a vita e a devota tutela della fede cattolica, di cui la Repubblica si ergeva a paladina. Questa narrativa ha contaminato un po' tutti, non ultima la stessa parte ebraica, trovando argomenti in un presunto barra apparente vuoto nelle fonti. Dunque, il mito di Venezia che contagia la storia veneziana e in particolare la realtà ebraica. Un tabù alimentato dalla tradizione e dall'immaginario collettivo. Una storiografia che ha stancamente ripetuto che prima del 1516 la presenza ebraica a Venezia era stata soltanto rapsodica. E tutto ciò sostenuto per tradizione secolare e per la tutela della fede cattolica di cui la Repubblica si ergeva paladina. Conclusione. Questa narrazione della pressoché totale assenza ebraica a Venezia in quei secoli ha contaminato, io direi persino irretito, persino gli storici ebraici, che hanno finito per convincersi che mancassero le fonti a documentare quella presenza, un presunto barra apparente vuoto delle fonti. Insomma, con una battuta terra-terra, verrebbe da commentare che Renata Segre non le manda dire a nessuno, men che meno al mondo accademico degli storici. Si sono inventati o si sono convinti senza prove, si sono inventati l'assenza delle fonti e senza fonti, sappiamo, non si fa storia. Se si presenterà l'occasione mi piacerebbe tornare sul tema del mito di Venezia, della saggezza della sua classe dirigente, primo bersaglio dell'abbaglio storiografico. Ora importa più direttamente mettere l'accento sull'accusa, diciamo, del vuoto immaginato. Le fonti, insomma, c'erano ed è stato pertanto possibile scrivere una storia degli ebrei a Venezia e nel Veneto ben prima del ghetto. La parola a Renata Segre. Mettilo vicino. Hai acceso? Ah, non è acceso. Ecco, acceso. Adesso si sente adesso? Benissimo, grazie. Allora, forse io partirò con 3 o 4 note che mi sono prese adesso mentre parlava il professor Pin e anche prima il dottor Pagliantini. Intanto volevo dire che il libro appunto è difficile, dico subito, è difficile da leggere. Ecco, sono 600 pagine molto molto fitte, scritto io di questo molto mi picco, scritto in un bel italiano, letterario. Ecco, non è buttato giù. Però non riesco a leggere i miei appunti. Va bene, comunque facciamo così allora, perché se no non riesco a leggere. Ecco. Perché così va meglio? No. Si è acceso? Sì. Adesso si sente? No. È un bel problema. No. Vabbè, tentiamo. Ditemi quando ogni tanto mi allontano e quindi non si sente. Allora, volevo dire che il libro è online, quindi non è un problema, è stampato dalle edizioni di Ca' Foscari e si trova. C'è però un problema con l'edizione online. Non corrisponde l'indice, perché l'indice non è stato fatto prevedendo le prime pagine introduttive che non erano mie. Comunque il vantaggio è che siccome si trova la ricerca è automatica, si può usare quest'altro sistema. Questo ne colgo l'occasione per dire che l'unico vero uso
Non si sente neanche adesso, non so. Più di così non so come fare a stare vicino. Non so come fare. Come mai? Non so. Così senti? Sì. Sì, ma rimbomba, in compenso rimbomba. Per loro no. Sì, ma a me sì mi rimbomba. Così sentite lo stesso? Il problema è che rimbomba su di me. Vabbè, allora volevo aggiungere due. Sì. Non farò, certo, non vi parlerò di come funziona questa ricerca, perché non è, se ci inoltriamo su questa linea, poi non posso parlare di altro. Io volevo solo dire 2 punti. A proposito, intanto l'unica cosa, secondo me, ma io sono di vecchia scuola, pre-computer, l'unica ragione per cui il computer serve è per la cronologia. Per quello è utilissimo. Per il resto vi sconsiglio di usare un computer per fare ricerca storica, soprattutto in latino e in veneziano antico, perché automaticamente vi corregge tutto. Quindi non vi dico poi l'ebraico, ma quello lasciamolo stare. Comunque, quando si fa la storia degli ebrei, ma non solo degli ebrei, bisogna tener conto di 2 punti quando si tratta di storia veneta. Tutte le disposizioni, le leggi, le sentenze anche dei tribunali venivano rese note in 2 posti, venivano bandite sulle scale di Rialto e tra le 2 colonne di Piazza San Marco. E questo valeva per tutto il mondo veneto, tutti i territori sotto la Repubblica dei Dogi. Immaginate voi quanto era impossibile che queste notizie venissero apprese da chi doveva a cui era interessato. Al massimo della sua espansione, la Repubblica di Venezia nel 400, primi 500, prima di Cambrai, quando viene ristretta al massimo, comprende non solo tutta l'Italia padana fino a Bergamo e Brescia e a sud fino al Po, ma questo fino al Po ancora oggi, ma soprattutto arriva fino al Mediterraneo, alle terre da mare, perché noi oggi parleremo anche, o forse non facciamo tempo, abbiamo la terraferma veneta e la terra da mare. Le terre da mare arrivano su tutto il Mediterraneo, per tutte le isole e non solo, ma il famoso servizio di navigazione usato da tutti i passeggeri, tutti coloro che andavano in Oriente, soprattutto in Terra Santa, partiva da Venezia ed era un servizio che si chiamava Muda e 2 volte all'anno. Quindi pensate come poteva questa gente sapere queste cose. Non solo, ma poi dovete tener conto che era come da bambini si fa il telefono senza fili, cioè veniva continuamente modificato perché i banditori l'avevano letto, ma ecco, quindi non c'è nulla che sia chiaro e definitivo. A questo si aggiunga, e vale molto per gli ebrei, ma vale per altri, che nella terminologia veneziana, quando una città, quando una persona si presenta davanti alle istituzioni legislative al potere veneziano, presenta una supplica. Dopodiché il doge o chi per lui gli dice: siete licenziati. Licenziati vuol dire dovete prendere la porta perché non potete assistere alla delibera. Ecco, questo punto, attenzione che licenziare vuol dire espellere. Non solo, ma c'è addirittura un'espressione expulsis papistis, perché per le delibere che concernevano il papato, chi aveva parenti legati alla curia erano expulsis, cioè non potevano partire alla vacanza. Ecco,
Questo per dirvi quanto è difficile e quanto si deve andare camminare sulle uova. E questo farà sì che molte volte, quando risulta che gli ebrei sono stati espulsi, non furono espulsi, e viceversa, invece furono espulsi ma non risulta. Ecco, questo era un discorso generale. Ecco, adesso cominciamo dal titolo. Adesso entriamo nel titolo. Forse avrete notato il titolo, non c'è la parola storia. Tutti hanno parlato di storia, ma da me non risulta la parola storia nel titolo. Io ritengo che ancora adesso, dopo il mio lavoro, non si può parlare di storia. Forse non si potrà mai. Lascio ai posteri la sentenza. Oggi, per esempio, ho passato parecchie ore a Bassano in archivio storico e ringrazio il dottor Pagliantini, però ho guardato alcune, perché io non l'ho finita la ricerca, naturalmente, invito altri a farla. E siccome nessun altro l'aveva fatta prima di me, quello che io oggi non ho visto resta ancora in sospeso. Quindi vediamo se un giorno o l'altro si potrà fare la storia, ma io credo di no, perché in realtà il rapporto tra Venezia e gli ebrei non ha un filologico. Ecco. Perché in realtà a Venezia non li volevano, non le servivano. I grandi patrizi veneziani erano anche proprietari, oltre ad essere mercanti, possedevano le banche. Le vere banche grosse veneziane sono quelle che alimentano le finanze. Ogni tanto falliscono e allora sì che entra in attività necessariamente anche gli ebrei. E comunque questi patrizi che si vantavano, a differenza, infatti io li chiamo patrizi, non li chiamo nobili, perché la nobiltà non tratta denaro e mercanzia. Invece i veneziani notoriamente sì, la loro attività era di campsores, il termine è campsores. Gli ebrei invece sono veneratori, i toscani sono usurari. Dove la parola usura bisogna ben chiarire che usura non vuol dire usura, quello che noi crediamo, vuol dire tasso di interesse. Questo tasso di interesse, soprattutto negli ebrei, è moderato, cioè in genere non può mai superare il 15%, addirittura il 10%, secondo che ci sia un pegno, diciamo un oggetto, oppure che sia su chirografo, cioè su scritta, cioè un bigliettino, un bollettino si chiamava. E quindi la parola usurai non è detto, anzi sovente non è quello che noi intendiamo per usurai. Questo è un altro punto. È di nuovo un problema di terminologia, non dobbiamo usare la terminologia attuale per allora. Questo è per allora, poi, che sono 2 o 3 secoli, ma sarà anche dopo. Gli ebrei quindi non dovevano essere voluti. Infatti si chiama preludio, il mio lavoro, preludio al ghetto di Venezia. Io non parlerò del ghetto di Venezia, al massimo possiamo arrivare all'ordinanza, perché la parte, si chiamano parte, le decisioni del governo e di tutto, anche a Bassano, una delibera si chiama parte. E quindi possiamo, ma io poi come funzioni e tutto quello che ha a che fare col ghetto di Venezia lo ho evitato e lo eviterò per fortuna e per favore anche oggi. Allora, gli ebrei quindi, se volevano, ci stessero, però alcune condizioni. Intanto appunto servivano, ma i veneziani facevano finta che non gli servissero affatto e forse effettivamente sovente non gli serviva. L'importante sono 2 o 3 elementi. Quando gli chiedevano di pagare, dovevano pagare,
e soprattutto, io sottolineo questo, non dovevano mai creare disordine, cioè l'ordine pubblico, la tranquillità delle città suddite venete è uno degli elementi fondamentali del governo. Il governo teme tutto quello che contrasta con l'ordine pubblico. Quindi gli ebrei, quando sono in un luogo, in una località, che abbiano banco o che facciano altri mestieri come ambulanti o come strazivendoli, cioè rielaborano materiali seconda mano, devono andare d'accordo con i consigli comunali locali e col popolo. Quando si vuole creare disturbo e quindi si convocano i predicatori, soprattutto i cosiddetti zoccolanti, cioè i minoriti, di cui i più famosi sono Bernardino da Siena e Bernardino da Feltre, ma ce n'è un'altra caterva. Tutti gli anni venivano chiamati a predicare. Ecco, in Genova e Venezia, salvo che non voglia inasprire i suoi rapporti con gli ebrei o che voglia inasprire e colpire i governi locali, le autorità locali, invita i predicatori o non li fa neanche arrivare, oppure li obbliga a stare sui discorsi generici, e questo è una delle caratteristiche. Un altro segnale del fatto che ci siano no ebrei in una città, perché non sappiamo dove c'erano gli ebrei, lo sappiamo solo quando c'è documentazione, ma questo non basta. In genere non c'è il mercato a sabato, perché gli ebrei, come sapete, il sabato non possono andare al mercato, non possono trattare. Ecco, questo è. Poi c'è un'altra caratteristica per cui gli ebrei sono un po' una situazione strana nelle terre venete, cioè sotto i Dogi, diciamo così. Che Venezia, dai tempi della quarta crociata 1204, si ritiene figlia primigenia della Chiesa, cioè superiore quasi, anzi lo è, al Papa. La curia non ha alcuna influenza e semmai a parità. Gli ebrei e i veneziani sono, diciamo, in un certo senso legati a Bisanzio. Sapete che nel 1104 conquistano Bisanzio, si portano a casa anche tanti ricordi, diciamo monumenti, e comunque da allora ritengono di essere loro i successori, diciamo così. Io a questo proposito tendo a non chiamarla cristiani, cattolici, perché il problema tutti si dice i cristiani, in realtà quelli sono cattolici, i veneziani. A Venezia c'è un melting pot di religioni e di etnie di tutto il tipo, anche cristiane. Quindi dire cristiano è impreciso. Ecco. Allora, avevano quindi bisogno che tutto lo Stato che nello Stato regnasse la tranquillità. Naturalmente questo non avveniva, ma non per colpa degli ebrei, ma per colpa anche dei stessi veneziani, che mandavano i loro rampolli giovani a imparare il mestiere di governanti o di classe dirigente, piuttosto li mandavano da giovani, salvo in alcuni luoghi, principali località tipo tipo Verona, tipo Treviso, tipo Udine, tipo Padova, mandavano i giovani a farsi le ossa. Questi naturalmente, cos'è che interessava a questi giovani delle grandi famiglie? Delle volte erano anche, come insegnava il professor Cozzi, erano anche
di famiglie povere, cioè povere vuol dire che non si potevano permettere il lusso delle grandi famiglie, dovevano fare soldi, dovevano imparare mestiere e guadagnarci, in modo da tornare a casa e potersi sposare. Ecco, questo è la trafila, il ragionamento col quale funzionava l'amministrazione delle città del Veneto. Naturalmente stiamo parlando delle città di terraferma, tutto diverso il discorso se parlassimo di terre da mare dove invece i veneziani hanno una grande pratica come mercanti, grandi, come sapete, si estendono, adesso parte Marco Polo, ma estendono fino all'India, vanno giù da Egitto, sono tutti paesi con i quali hanno ottimi, almeno tendono ad avere ottimi rapporti. Ecco, quindi questo è un po', diciamo, la linea del discorso. Poi vediamo, sì, siccome c'è già, no, io non so se è il caso che io continui, oppure facciamo qualche domanda, non lo so. Non ho capito. Proseguo? Va bene, allora proseguo. Allora, diciamo quali sono le cose più interessanti che vengono fuori. Allora, forse la più interessante scoperta, tra virgolette, è Mestre. Dunque, la vera capitale dell'ebraismo della terraferma è Mestre. Nessuno ha mai preso in considerazione questo fatto, ma le prime avvisaglie di questo, che è una trouvaille, ma è una trouvaille di quelle che diventa veramente il piedistallo su cui costruire la storia, ammesso che la si possa fare, degli ebrei sotto i dogi, è Mestre. E sapete, viene fuori da colofon, cioè dai manoscritti in ebraico, anzi più precisamente in Yiddish, dove c'era appunto il colofon, e quando finisce lo scriba finisce di comporre o di copiare un testo, soprattutto si copiano i testi a futura memoria perché facilmente vanno persi o vengono distrutti, allora scrive: io ho completato questo manoscritto, questo testo, in casa di, e dà il nome, a Mestre. Era talmente strano che fosse Mestre da notare tutti questi manoscritti sono praticamente tutti degli ebrei ashkenaziti, quindi sono le prime testimonianze scritte della lingua che parlavano gli ebrei della Germania. Gli ebrei parlavano Yiddish, famosa lingua Yiddish, che si è salvata a Mestre. I primi documenti sono appunto, ma siccome sono gli studiosi manoscritti ebrei di codicologi in tutto il mondo, non sapevano neanche come leggere Mestre. Sapete come funziona in ebraico? In ebraico, come in arabo, ci sono solo le consonanti, quindi c'è M, S, T, R. Non si può leggere di tutto, perché quindi è stata invece effettivamente la comunità dove c'è la sinagoga, il cimitero e soprattutto i banchi, è Mestre. Le grandi famiglie di Mestre, che ritroveremo con i loro banchi nel ghetto di Venezia, vengono da Piove di Sacco e l'altra che Campo San Piero, sono dette anche da queste due località. In realtà hanno loro base
a Mestre, e lì c'è, diciamo, la sede dei capi della comunità ebraica veneta. E questo è una cosa che appunto si è trovato. Io ho fatto molta fatica e anch'io non sono contenta di quello che ho trovato. D'altra parte bisogna tener conto che Mestre è stata rasa al suolo non so quante volte, perché come nella seconda guerra mondiale le truppe gli eserciti che tentavano di assediare Venezia in realtà si fermavano prima della laguna e quindi si bloccavano. Sono quindi andati persi tutti gli archivi mestrini fino al Settecento, per quello che non c'è niente. Qualcosa si trova, dunque Mestre era diocesi di Treviso. I veneziani non vogliono mai elevarla a città, sarà sempre un borgo e dipenderà dal vescovo di Treviso. Quindi un po' di materiale si trova a Treviso. Io poi un'unica fonte che ho trovato nuova è una confraternita mestrina che viveva in gran parte sugli affitti che pagavano gli ebrei. Ecco, e quindi così ho potuto, ma dopo tutte queste comunità in pratica finiscono con cioè Venezia, quando noi parliamo del ghetto di Venezia, in realtà è la fine della comunità ebraica della Repubblica di Venezia, sempre terraferma, mi raccomando, terra da mare è tutta un'altra cosa, perché quei pochi che vengono accolti e che riescono a insediarsi, intanto a rifugiarsi a Venezia per sfuggire alla guerra, e sono soprattutto le grandi famiglie, perché si portano a Venezia i pegni delle famiglie principali dei vari luoghi in cui gli ebrei, in cui appunto, di cui avevano i pegni, quindi per proteggere i pegni non ebraici naturalmente, viene loro concesso di rifugiarsi tipo sfollati a Venezia. Questo è l'unico modo. Quindi con tutte quelle comunità ebraiche che si rifugiano a Venezia e che vengono sorprese dalle guerre d'Italia e soprattutto dalla Lega di Cambrai, quindi diciamo dal 1508 al 1516-18, scompaiono, compresa Mestre. Quindi la geografia ebraica dopo la Lega di Cambrai è quella che tutti conoscono, quella di precedente non tutti, neppure io, riesco ancora a conoscerla. Invito altri a continuare, io certo, ecco, ho fatto la mia parte. Adesso non so se vogliamo parlare un momento di Bassano o facciamo parliamo di Bassano? Va bene, allora vediamo un momento Bassano. Ve la farò a grandissimo volo d'uccello e come vi dico la conclusione non ce l'ho, perché anche oggi non ho fatto tempo a vedere tutto il materiale, dopodiché probabilmente anche avendolo visto non sarò soddisfatta, però oggi non l'ho finito. Allora, intanto cioè, diciamo solo che nel 200 si parla di un detto aicardo, un aicardo giudeo, che potrebbe essere ebreo, ma non è detto, perché giudeo molto sovente diventa metonimia, cioè è il mestiere. Ecco. Certamente ci sono però degli statuti che ha pubblicato la professoressa Fasoli a quei tempi, è previsto
un tasso di interesse al 30%, che sarà piuttosto elevato per gli ebrei, però non lo so, non posso dirlo. Comunque compaiono i toscani, questo sì, anche lei li documenta. Bassano passa da Vicenza a Padova e sono fine del 200, sono anni molto duri per Bassano, perché c'è l'Inquisizione nella Marca per eresia. Un'altra cosa che volevo dirvi: gli ebrei non sono eretici, sono infedeli. Questo è fondamentale, per cui l'Inquisizione non si occupa, non è competenza dell'Inquisizione. Il professor Pino vi dirà altre cose, non è competenza dell'Inquisizione, salvo che gli ebrei non offendano la religione e la Chiesa cattolica, che naturalmente lo chiamano cristiana, la fede, altrimenti non possono, appunto, non sono soggetti all'Inquisizione. Poi 1404 diventa veneziana e in pratica dall'anno dopo abbiamo una famiglia che io chiamerò quella dei Calimani, non so se ha a che fare con quelle attuali perché non studio prosopopee e genealogie, che per un secolo, 70-80 anni saranno presenti sul territorio, vanno in malora, falliscono negli anni 70, in realtà già prima incominciano a avere altri banchieri. Sì, chiamiamoli tecnicamente feneratori. Nel 77 viene Bernardino da Feltre e i Calimani per alcuni anni si sposteranno a Cittadella. Un'altra cosa che bisogna sapere è che le famiglie ebraiche si sposano tra naturalmente persone del loro stesso ceto e per avere interessi con le doti delle figlie in vari banchi, in modo che se uno va male ce ne sia un altro che si salva. Ecco. Poi dopo cosa possiamo dire? Dopo questo, quindi i Calimani vanno in difficoltà, passano a Cittadella e passano a un'altra famiglia che sono prima i Lippomani, quelli che in tempi più recenti forse avete sentito sono i Liebman. Ecco. E poi c'è invece nel 1492, sono anni molto difficili per la comunità ebraica veneta, gli anni che segnano la svolta e l'impoverimento di tutta la comunità ebraica e credo sia veramente gli anni della svolta. Il motivo, ci sono vari motivi, c'è la peste, ci sono le prediche, ci sono i monti di pietà, ma soprattutto c'è il fallimento di uno dei maggiori banchi di Mestre, che guardate caso è quello dai quali si diffondono in tutto il mondo i manoscritti ebraici. Probabilmente io credo che nel fallimento la biblioteca, che è una delle principali, da Ulm, sono ebrei da Ulm in Germania, e sono probabilmente nel fallimento disperdono la loro biblioteca di codici e manoscritti, ed è così che dappertutto nelle biblioteche ci sono, dappertutto no, ma insomma preziosissimi codici, e questo fallimento segnerà tutta la storia, perché il fallimento non è concesso naturalmente, perché fallire vuol dire che i pegni dei patrizi e delle vedove veneziane fanno in malora anche queste, quindi naturalmente si drizzano le orecchie ai governanti, e sono gli anni che segneranno, appunto, secondo me, la svolta. Comunque a Bassano
c'è il banchiere, il fenatore, si chiama Marcuccio, è di famiglia di Cividale, cioè sono friulani. Questo anno si provvede, si auspica la creazione del Monte di Pietà. Ci sono tutte le prediche, in realtà il Consiglio Comunale di Bassano incomincerà nel 92 a erigere il Monte di Pietà, però non riuscirà mai a liberarsi dei suoi ebrei, che io trovo ancora nel 1509, 10 appunto oggi, non riesce mai a liberarsene, continua a chiedere che vadano, e se voi leggete gli statuti del Monte di Pietà, noterete che non c'è mai una frase che invece c'è in molti altri Monti di Pietà, cioè per contemporaneamente espellere, eliminare dalla città dove si trova questo nuovo monte gli ebrei. Per un motivo che non so, nessuno riuscirà a mandare via gli ebrei, i veneratori. C'è un'unica spiegazione che danno questi stessi veneratori, soprattutto il loro capo che si chiama Marcuccio, che è di grande famiglia di Piove di Sacco, la famiglia Levi, e spiegherà, il Doge gli darà ragione a Marcuccio e anche ai suoi successori, che in realtà i banchi la condotta, dunque sapete, la condotta, forse sapete cos'è? La condotta, l'ebreo viene accolto a abitare, a prestare, a muoversi, a operare in base a una condotta, si chiama. Queste condotte a Bassano, una sarà di 4-5 anni e l'altra invece sarà di 10 anni. Bene, Marcuccio sostiene, e il governo gli dà ragione, che in realtà lui la condotta non ce l'ha con la città di Bolzano, che difatti non li vuole, ma con i distrettuali. Ecco, i distrettuali è una situazione interessante che si trova in altre parti anche del Trevisano. Gli ebrei sono preferiti dalle persone, diciamo, che siano agricoltori, che siano piccoli mercanti, fuori dalle città, perché evitano così lo sfruttamento da parte del patriziato veneziano e dai suoi lungamanos nelle varie città. Sapete che a Treviso, per esempio, è un caso classico, quindi sempre in questo caso, e forse è il motivo per cui restano fino al 1510, dunque succede addirittura che quando Massimiliano, l'imperatore, vince dopo Cambrai, dopo Agnadello, occupa anche Bassano, poi verrà respinto dai veneziani che dopo Agnadello riescono a riprendersi. Comunque, appena arriva Massimiliano, di nuovo il consiglio della città di Bassano supplica che mandi via gli ebrei. Massimiliano risponde che gli ebrei non li può mandare via, che non li vuol mandare via, perché sono servi della Camera. Ora, nell'ordine vassallatico, essere servo della Camera è un titolo. Gli ebrei quindi hanno una protezione speciale e non ha nessuna intenzione di mandarli via, anzi li conferma. Poi dopo tornano i veneziani, 6 mesi dopo occupano Padova, come forse sapete, c'è un grande assalto ai banchi agli ebrei, perché gli ebrei sono filo imperiali. Ecco, questa è un'altra cosa da dirvi.
Gli ebrei sono filo imperiali non solo perché l'impero li protegge e è favorevole a loro, ma anche perché sono tedeschi. Gli ebrei veneti in Veneto sono ashkenaziti, quindi si richiamano alla tradizione tedesca. Non siamo ancora nell'età degli ebrei sefarditi, ma siamo di quelle. Ecco. Dopodiché tornano i veneziani, di nuovo subito, dopo 3 mesi, nell'ottobre del 1509, tornano i veneziani, di nuovo il comune manda a chiedere di espellere gli ebrei. Non mi risulta la risposta, ma penso proprio che non avverrà. Ecco, questo è un po' in grandi linee quello che posso raccontarvi su Bassano. Si potrebbe continuare, ma credo che sia meglio cambiare argomento. Sì, ecco, volevo solo dire che io dico comunità ebraica come tutti dicono comunità ebraica, ma non si deve, non è corretto. Comunità sono i comuni, cioè Bassano è una comunità, gli ebrei sono una universitas. Non è l'università, perché l'università si chiama studium. Di nuovo, vedete quanto è pericoloso tradurre come calco i termini latini. Ecco, non so, forse facciamo qualche domanda, vediamo un po', anche per... Che in quel momento, voglio dire, nella storia generale rimanda ad altri grandi eventi, cioè la fine, per esempio, dell'impero svevo con la morte di Federico, grande antipapista, se per quello. Ma lei come mai ha scelto il 1250? Grazie. Vogliamo rispondere a 2 o 3 assieme? Così, sì. Tra l'altro, se c'è tempo, vi leggerò le 2 condotte degli ebrei di Bassano, se c'è tempo, se no non importa. Mi sentite? Io volevo invece chiedere se questi ebrei in Veneto erano tedeschi, non erano allora andati via dalla Germania perché erano perseguitati in Germania, se si consideravano ancora tedeschi, se si sentivano ancora tedeschi da essere filo imperiali. Forse rispondo a queste 2 domande perché sono molto grosse. Dunque, soprattutto la seconda è più grossa ancora. Allora, partiamo dalla prima, 1250. Perché? Perché sono le prime testimonianze ebraiche che ho in Veneto e sono di quelle che in ebraico si chiamano Chachamim, sono dei saggi. Allora, succede, ve la do molto breve, c'è la questione maimonidea. Gli ebrei in tutto il mondo, perché appunto da Baghdad alla Spagna, discutono sull'interpretazione letterale o no da dare ai sacri testi. Perché una delle regole della vita ebraica nella diaspora, e tutti sono diaspora, è, in aramaico si dice dinede malchutadime, vuol dire din è il diritto del malchut, cioè del regno in cui si vive, fa fede. Quindi bisogna adattare per forza quello a cui servirà il Talmud. Il Talmud serve a sistemare in qualche modo i problemi, applicarli ai singoli casi. Ecco, questo è il motivo. Le prime citazioni sono appunto sulla polemica, perché dunque il grande rabbinato allora era Baghdad. Allora gli europei, chiamiamoli europei,
dicono: "Eh sì, ma ci vuole anche una sede che non sia solo Baghdad". Allora propongono Genova, però poi passa a Venezia, ecco. E questo è la questione Maimonidea, che è del 1250. In quegli stessi anni abbiamo le prime testimonianze di traduttori dall'ebraico che vengono accolti a Venezia dalla cultura veneta perché apportano la medicina e le scienze dall'Oriente. Ecco, quindi se vede le prime capitolo del mio libro sono proprio i primi presenze ebraiche, sono quelli, ma come vede sono quasi tutte di fonte ebraica e non sono, e per quello forse anche che sia detto che non c'erano. Ecco, questa è la prima. Quell'altra è ancora più complicata. Dunque si tratta di questo, gli ebrei non potevano tanto fare i difficili. La tradizione ebraica degli ebrei che venivano da Germania, sì, in parte erano venuti giù perché erano scappati, ma non tutti scappano. E poi dopo bisogna intendersi su cos'è l'impero, perché l'impero arriva, non dico fino alla Russia, ma poco ci manca ai primi secoli. Cioè, dopo i turchi man mano li sposteranno fino a Vienna, ma prima, quindi abbiamo la Polonia, abbiamo persino i romagnoti sarebbe i Balcani, ma quelli sono in parte imperiali, ma non sarebbero questi caso. Comunque bisogna tenere conto che gli ebrei nei domini dell'impero, pensi persino in Piemonte, i duchi di Savoia sono vassalli dell'imperatore, per cui loro ebrei sono servi camerali, cioè rispondono direttamente alla tesoreria dello Stato, che li protegge, lo Stato che poi è l'impero. Ecco, non è una gran spiegazione, ma comunque poi sono ashkenaziti. Ashkenaziti si intendevano in tedesco, l'italiano non lo sapevano. Scrivono in ebraico e scrivono in tedesco, Yiddish. Quindi non so se ho soddisfatto, ma era per semplificare il discorso. Prima di vedere altre mani alzate, vorrei fare io una domanda. Hai un capitoletto, scusate se do del tu, io qualche giorno fa le ho mandato un'email dando del lei con tutte le maiuscole, mi risponde Renata: guarda che ci davamo del tu da anni. Va bene, allora veniamo al tu. Tu hai un capitoletto che suscita molto interesse, fine dell'età dell'oro. Mi piacerebbe che ne parlassi. Sì, l'età dell'oro diciamo che finisce per gli ebrei nelle terre del Veneto, terre ducali, chiamiamole così, terraferma, finisce in pratica diciamo con la peste nera nel 1348. Prima gli ebrei sono molto benvoluti e benvenuti a Venezia, ma di nuovo qui è solo documentazione veneziana, non so cosa farci, magari anche da altre parti. Sì, certamente in Friuli, una parte degli ebrei pochissimo studiata, ma che meriterebbe il Friuli. Beh, sono accolti dunque, e questo rispondo anche un po' al 1250. Gli ebrei sono molto, diciamo, molto meritevoli, molto accolti nelle grandi famiglie e sono medici, soprattutto al vecchio discorso, gli ebrei medici e scienziati. Dunque vi ho già accennato che gli ebrei portano a Venezia la cultura medica, ma non solo medica, astrologica, alchimia, eccetera, da tutto il mondo, soprattutto al mondo orientale. Appunto abbiamo visto il Maimonide. Ma poi abbiamo i medici. Allora, io ho dovuto individuare, gli ebrei intanto non vengono detti ebrei. Ecco,
Questo è un caso, la difficoltà di individuare gli ebrei in Veneto, a Venezia, è il fatto che in quel circa, diciamo, meno di un secolo, gli ebrei non vengono detti ebrei. Vengono detti ebrei solo quando si convertono. Allora dice olim ebreus o olim iudeus, oppure neofita. Ma finché sono ebrei non si dice, e vengono chiamati gens. Ora la gens in latino è un termine nobile, è bello chiamarsi, essere la gens. Il più famoso di questi medici che io ho studiato si chiama Elia da Ferrara. In realtà probabilmente io non sono riuscita, credo sia un medico, cioè è un medico, che ha studiato a Montpellier. Quindi, perché l'ho trovato, probabilmente è lui, ma certo non ci metto a mano sul fuoco, l'ho trovato a Genova, dove incontra l'ambasciatore veneziano, chiamiamolo così, non è, la parola ambasciatore non è giusta, ma non importa. Dopodiché viene a ecco. Lui poi per qualche anno va come medico condotto nelle isole greche, che però erano veneziani, e lui si chiama Elia da Ferrara. Arriva senza famiglia da Ferrara. Gli fanno tutti gli omaggi, benemerito, eccetera. Probabilmente si sposa una seconda moglie, la prima non la conosce. Prima lui è arrivato con 2 figli. Comunque questa sua famiglia ha dei nomi della nobiltà veneta, veneziana. Sapete che quando un ebreo si converte cambia nome, i cognomi non ci sono ancora, magari ci fossero. Si converte e prende il nome del suo padrino. Questo complica molto le cose, perché i veneziani notoriamente non hanno nomi necessariamente non ebraici. Basta pensare a San Moisè, San Zaccaria, Sant'Anna, sono tutti nomi ebraici. Ci sono ancora le chiese, ecco. Quindi non si sa, non si riesce a riconoscere se sono ebrei o non sono ebrei, questi che hanno dei nomi che potrebbero essere ebraici. A questo si aggiunga che, come ho detto, gli ebrei vengono detti ebrei solo dopo che si sono convertiti. Allora c'è scritto olim iudeus o olim ebreus. Dovete anche tener conto del fatto che nei manoscritti, nei documenti, se voi immaginate, Yudi, può essere anche giudice. Ebreus può essere anche letto libro. Per cui è difficilissimo essere sicuri che siano effettivamente ebrei. Quello che mi ha fatto pensare però che siano ebrei, e rispondo per finire, è il fatto che ci sono delle parti, cioè le decisioni del Senato e Consiglio, Maggior Consiglio, che dicono che quando un buono uomo, cioè un nobile, cioè un patrizio, i buoni uomini sono loro, ha bisogno di farsi curare, ha diritto a scegliersi un medico anche che non sia matricolato, cioè che non sia iscritto all'albo. E chi sono i non matricolati? Sono ebrei. Quindi i nobili avevano diritto di farsi curare dagli ebrei, gli altri no. Ecco, perché gli altri, come certo saprete, quando una persona è malata, entro 3 giorni, per poter avere un medico ebreo, deve essersi confessato. E ancora il prete deve aver dato il permesso di farsi curare da un ebreo. Non so se... C'è una domanda. Fosse ebreo a quel tempo,
le è stato possibile fare una stima di massima su quanti fossero gli ebrei in questo periodo e anche in rapporto alla popolazione non ebrea? Se parliamo di una minoranza molto molto piccola, molto ristretta, o è comunque un gruppo di persone che è visibile, che fa parte, per così dire, vissuto quasi quotidiano? Dunque, che siano visibili gli ebrei è sicuro. Infatti loro dicono sempre che non c'è bisogno di portare il segno perché tanto tutti sanno che sono ebrei. Quindi su quello sì, però gli viene messo. Tra l'altro il segno non è giallo, si è sempre detto che il segno è giallo, in realtà il segno è rosso, perché viene dalla parola croceus, che è lo zafferano nasce rosso, poi diventa giallo. Però agli ebrei, ecco, a un certo punto gli verrà imposto di mettere il segno, però è evidente che venivano riconosciuti, non fosse altro perché la lingua che parlavano. Poi era gente che, perché dovete tener conto che appunto forse non facciamo a tempo a leggere le condotte, gli ebrei sono abituati, purtroppo per loro, che ogni 5 anni gli scade la condotta, che vuol dire che se non gliela rinnovano devono andare da un'altra parte, cioè sono in continua peregrinazione, hanno un'esperienza del mondo italiano, diciamo, che nessun altro si sogna, sanno leggere e scrivere anche le donne, ma devono prepararsi sempre col bagaglio a portata di mano. Oltretutto non possono solo possedere, ma non possono essere proprietari di beni immobili, proprio perché devono sempre partire. Ecco. Quindi hanno un'esperienza del mondo, ma non è detto che ce l'abbiano locale, insomma. Ah sì, scusi, io non lo so, credo che nessuno ce l'abbia. Posso solo darle un dato. No, 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 non c'entra perché lei poi mi chiede anche quanta è la popolazione rispetto alla popolazione, si figuri lei come la posso sapere? Cioè non lo sa nessuno. Ci sono gli estimi. Infatti gli ebrei, per esempio a Bassano, sono compresi nell'estimo per 100 anni. A Vicenza per moltissimi anni, però si capisce chi è il capofamiglia. Per quanto... L'unico dato che posso darle, scusi, mi ero distratta, dunque il più grande dei banchieri, Anselmo del Banco, che in ebraico si chiama Asher Meshulam, di cui credo che chiunque legga la storia dei ghetti di Venezia saprà, ecco, vi viene concesso nei giorni di Agnadello di rifugiarsi a Venezia con 100 persone della sua famiglia allargata. Allora, 100 persone, va bene che avesse un banco, va bene che avesse anche la servitù e tutto, probabilmente comprendeva anche persone che non erano necessariamente magari membri della sua famiglia, ma è l'unico dato ed è molto grosso. L'impressione è che siano famiglie non tanto grandi, anzi in genere sono piccole. E poi appunto c'è una continua, c'è molta fertilità se vuoi, delle donne, però c'è anche una grande mortalità. Quindi no, non posso dare dati. Ma nessuno, credo, per la demografia veneta, per quei secoli è in grado. Per terminare, altra domanda. Solo un cenno ai rapporti col mondo cattolico e con la Chiesa, così per avere un quadro oltre i riferimenti Non vedo la che persona. ha detto. Là. Ecco, sì. Solo un cenno ai rapporti col mondo cattolico e con la Chiesa, grazie. Sì. In che senso? Oltre i casi eclatanti che abbiamo, Beato Lorenzino eccetera, nella realtà tra virgolette quotidiana, anche all'interno delle varie comunità, come si collocavano, in che rapporti erano col mondo cattolico, cristiano e viceversa? Dunque, col mondo cattolico, se dico i frati è un discorso. I frati in genere sono
cosiddetti antifeneratizi, cioè fanno la campagna contro. Io ho scritto tanti anni fa un grosso studio per dimostrare che Bernardino da Feltre, il padre di Bernardino da Feltre, che è la famiglia Tomitano, era un espertissimo di prestito su pegno a Feltre, e quindi cioè, Bernardino cresce in una famiglia dove si sa cos'è il prestito su pegno, quello per il quale poi manda via e tenta di espellere gli ebrei. Quello che invece è i rapporti con la Chiesa sono molto più facili in un certo senso, ma anche molto minori, perché come vi ho detto la Chiesa in Veneto non è importante, cioè non ha il ruolo che noi crediamo abbia la Chiesa. Se voi conoscete un pochino Venezia saprete che la cappella ducale sta in piazza San Marco, ma che la cattedrale sta a San Pietro, quasi al Lido, insomma al fondo in fondo, e la nunziatura apostolica e pontificia sta a San Francesco della Vigna, cioè completamente fuori. Ecco, dovete tener conto che per Venezia, ve lo dico, la Chiesa non è importante. Venezia fa in modo che i suoi patrizi non siano mai cardinali, non vuole cardinali. Quando poi ci sono i cardinali o che qualcuno che è legato per le delibere che hanno a che fare, molte delibere che hanno a che fare in qualche modo con la Chiesa, con gli interessi del clero, eccetera, expulsis papistis, cioè non li fa votare. Il tempo è scaduto, dobbiamo ringraziare la professoressa Renata Segre con un augurio che continui a cercare documenti in archivio. È vero che con i documenti non si fa storia, ma lei con quei documenti la storia l'ha fatta, e come.